Euroregione News. La Pannocchia, associazione di Codroipo che compie 20 anni, si occupa di persone con disabilità per tutto il Medio Friuli, svolgendo un'importante attività di inserimento nel tessuto sociale, soprattutto pensando al futuro. La filosofia dei genitori è che è meglio costruire il dopo di noi durante noi. Perciò i ragazzi sono inseriti nel servizio diurno con l'intento di rendere il futuro passaggio in accoglienza residenziale un po' più agevole e meno traumatico quando il nucleo genitoriale sparirà per naturale contrazione. All'assessore alla sanità della regione Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, ho chiesto cosa farà per le associazioni come questa. Una struttura importante, l'associazione La Pannocchia, che ha fatto un servizio straordinario alle famiglie dei disabili in questi territori. Ora andiamo avanti, ci sarà probabilmente un ricambio anche nella gestione. Noi come regione siamo impegnati anche a gestire questo cambiamento perché sono cambiati anche i bisogni in questo ambito qui. Le persone vivono più a lungo, sicuramente c'è un tema che riguarda il dopo di noi, c'è la necessità di migliorare sempre di più l'integrazione tra il pubblico, le istituzioni e il privato, le associazioni e le famiglie, tutti coloro che mettono in campo con grande generosità degli interventi che finora hanno dato delle risposte importanti alle famiglie. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.